Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti quanti, 049 49 06 054 e in questo lunedì così insomma tra il meteo che è variabile di che cosa parliamo? Di una cosa molto importante che ci riguarda tutti, parliamo di sicurezza nelle nostre città perché la percezione nostra è molto diversa poi dai dati che vengono ogni tanto elaborati. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Alain Luciani, consigliere comunale della Lega Nord del Comune di Padova, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi Mirko Pesavento, segretario del SAP di Padova, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Dovrebbe teoricamente esserci un esponente del PD, ma al momento non è pervenuto, sapete come una volta faceva il meteorologo, non pervenuto. Cos'è il SAP? Perché ogni tanto non ci ricordiamo Pesavento. Chi è il SAP? Il sindacato autonomo di polizia è uno dei sindacati che all'interno della Polizia di Stato rappresentano appunto la categoria dei poliziotti. Abbiamo il piacere e l'onore di essere il secondo sindacato più rappresentativo a livello nazionale e a Padova oramai da tantissimi anni il sindacato più rappresentativo. Per cui... E quindi noi abbiamo l'uomo più rappresentativo di Padova, mettiamola così in questo momento. Allora, Alain Luciani, l'indice della criminalità nel 2018, questi sono i dati del Sole 24 Ore, dice 6.600 reati commessi e denunciati in Italia, 227 all'ora, 3,7 al minuto. Ma qual è anche il problema? Il problema è che ci raccontano anche dal Viminale che c'è una flessione nei reati, però un po' a macchia di leopardo, perché se uno guarda ad esempio la città di Padova, i reati commessi all'interno dei negozi, quindi le spaccate o all'interno degli appartamenti invece sono in aumento, abbiamo un 3,4 in più rispetto all'anno precedente, un 3,3 rispetto all'anno precedente ad esempio sulle spaccate, quindi sono sempre messaggi che ci vengono dati e non riusciamo poi a comprendere se è una sensazione, se sia una realtà e se questi dati poi siano davvero reali. Ciani. Beh, quando mi parlano di sensazione, comunque del fatto che i cittadini avrebbero una percezione sbagliata, ritengo che si dica una grande fesseria. La verità è che oggi, soprattutto per i reati, quelli predatori, difficilmente la gente si reca negli uffici di polizia e fa le denunce. Cioè, se ti rubano una bicicletta, difficilmente oggi una persona va a far denuncia, come per un vetro infranto, a meno che appunto non sia legato al fatto che l'assicurazione gli obbliga di fare la denuncia. 3/4 di questi reati non vengono più denunciati. Diciamoci anche come stanno le cose, perché se una persona deve perdere 1 ora, 2 ore, 3 ore perché deve comunque prendere un mezzo, andare alla questura piuttosto che in caserma, fare la denuncia, attendere i tempi, la fila, cioè è oggettivo che per i piccoli reati oggi si denuncia molto poco, per cui in realtà sono quello che fa invece notare i reati gravi, quelli fortunatamente sono in calo, come possono essere le rapine, gli omicidi, perché su questo oggettivamente la Polizia di Stato come i Carabinieri ovviamente prestano la massima attenzione e c'è una regia importante e fortunatamente non viviamo in un paese in cui non c'è un far west da questo punto di vista, per cui il numero di omicidi è abbastanza limitato, però è anche vero che quello che poi il cittadino denota è che per le piccole e medie cose non c'è la medesima attenzione, ma per ovvi motivi, per come è organizzata e gestita oggi il sistema di polizia. È chiaro che quando lei mi dice a Padova ad esempio c'è stato un aumento. Non lo dico, glielo dice Sole 24 sì, no, perché è importante che lo dica un ecco. Giornalista, perché sennò è sempre la Lega che dice che aizza al fatto che lo dice il Sole 24 Ore, quindi lo dice la categoria dei giornalisti e lo dicono i dati statistici, e su questo bisogna essere chiari, perché nella città di Padova, che è una delle città più importanti d'Italia, c'è questo aumento. Allora, Luciani, le do i dati precisi. Allora, lo potete fare tutti, c'è un bellissimo programma nel sito del Sole del 24 Ore che voi inserite il nome della vostra città e vi dà varie, per esempio la categoria furti vi dà la categoria, no? Quindi le spaccate, i furti in appartamento e così via. Allora, per i furti negli esercizi commerciali siamo al 23esimo posto in Italia, cioè 1702 denunce, abbiamo 181,694 denunce ogni 100.000 abitanti e rispetto all'anno precedente un più 3,84%, mentre per i furti in casa siamo al 35esimo posto, 3.430 denunce e sono 366,164 denunce ogni 100.000 abitanti. Ecco, questi sono dati provinciali probabilmente. Esattamente. Ecco, se noi invece andiamo a vedere e verificare i dati cittadini,
si fa rapidamente una verifica, perché negli anni passati, quando ci sono stati dei fenomeni di spaccate, non hanno sicuramente raggiunto numeri di 50 spaccate in 2 mesi, quando a Padova magari potevano essere una quindicina in un anno, adesso siamo arrivati in città a oltre 50 nel giro di 2 mesi, per cui questi dati, se poi non venissero spalmati in tutta la provincia, fanno notare come a Padova in questo momento siamo in piena emergenza. Un'emergenza. Allora, 049 4906 054, cosa pensate voi che siete a casa? Vi sentite sicuri nelle vostre città? E io aggiungo a qualunque ora del giorno e della notte, perché paghiamo le tasse e siamo liberi cittadini. Pronto? Buongiorno, buon lunedì. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, io telefono da Ormelle, mi chiamo Maria. Volevo rivolgere una domanda al signore col morettino là, che è anche molto bravo. Io ho subito un furto a fine settembre nel parcheggio dell'ospedale di Cafoncello di Treviso. Ho avuto 2 minuti di educazione verso una persona che mi sembrava distinta. Alla fine erano in 2, hanno tirato un po', 2 minuti, 2 o 3 parole che non riuscivo più a sbrigarmi, come si dice, di queste persone. Alla fine mi ho scoperto e mi hanno fregato il portafoglio. Queste erano straniere e così. Io ho fatto la denuncia, sono andata subito lì, perché mi sono accorta quando ero a metà strada, perché non mi sentivo bene, dico la verità. Sono ritornata all'ospedale, sono andata al posto di polizia che non avevano chiuso, comunque ho fatto la denuncia ai carabinieri della mia località. Alla fine mi ci è voluto un mese più per capirmi un attimo, ho dovuto andare in farmacia a prendermi le gocce. Sono ritornata l'altro lunedì perché io mi sto curando per la leucemia, così proprio per dire niente, capisci? E quando vengo fuori dall'ospedale penso anche ai fatti miei. Sono stata educata, sono stata anche derubata. Comunque la mia domanda è: perché lì non ci sono le telecamere nei parcheggi? Le telecamere nei parcheggi, allora intanto signora, io le auguro tanta fortuna, perché abbiamo capito che non è che va là all'ospedale, ci si va per il bisogno e trovarsi in una situazione di difficoltà non è facile. Allora le cerco di far dare una risposta. Ricordiamo che siamo a Foncello e siamo nei parcheggi dell'ospedale di Treviso. Le faccio dare una risposta: 049 49 06 054. Allora, pesamento, è bella l'idea di avere tante telecamere, però bisogna avere, oltre agli occhi elettronici, anche tanti occhi umani che controllano queste telecamere per poter intervenire. Voi siete tanti, vero? Una cifra? Allora, anzitutto la solidarietà anche da parte mia alla signora, però la signora in questo breve suo intervento ha citato una cosa importante: si è recata presso il posto di polizia. È andata dai carabinieri, glielo dico, so che dei carabinieri, vabbè, ma parlava anche del posto di polizia ospedale e non ha trovato personale. Questo è un aspetto importante, perché al di là dell'episodio specifico, il Sindacato Autonomo di Polizia a livello nazionale, ma anche noi a livello periferico, stiamo proprio indicando come non sia assolutamente accettabile che fino alle ultime, almeno nelle ultime 5 o 6 finanziarie, al di là dei colori politici che poi vestivano il governo, ci sia stato un mancato turnover, per cui oggi la Polizia di Stato conta circa 15.000 unità in meno. Questo è un dato di fatto. L'altra grande sciocchezza che si stava commettendo era quella di chiudere i presidi, perché i nostri cari politici avevano pensato che la chiusura di alcuni presidi di polizia, di centinaia di presidi di polizia, fosse la soluzione. Per fortuna l'attuale governo, il ministro dell'Interno Salvini, ha proprio detto no alla chiusura dei presidi di polizia, per cui tutte le sezioni e gli uffici dovranno rimanere aperti al servizio dei cittadini. Il turnover deve passare... Ma in questo caso il pesamento, la signora dice non ci ho trovato, bisogna metterci dentro delle persone però. Allora, appunto, i presidi di polizia vanno rafforzati con delle assunzioni. Se noi pensiamo che fino all'anno scorso per ogni 100 appartenenti alle forze di polizia c'erano più o meno di 50 assunti, ci rendiamo conto che oggi le forze di polizia in generale, la Polizia di Stato, sconta in maniera pesante questo gap.
Allora, io devo prendere la telefonata a pesamento. Tra l'altro, riallacciandomi alla signora di prima, lei ha detto: io ho cercato di essere educata e gentile. Probabilmente questi signori, in maniera molto affabile, ben distinti e vestiti, hanno cercato insomma di raccontarle qualcosa, di chiederle qualcosa, e per educazione, ancora la buona educazione, lei ha risposto e si è trovata in questo pasticcio. Poi dopo uno dice: non bisogna diventare individualisti in questa società, però ti spingono. Pronto, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a voi. Prego. Buongiorno. Volevo portarvi la mia testimonianza, in quanto noi come azienda siamo già stati depredati 3 volte dai ladri, e sebbene le telecamere, sebbene tutto, che immortalavano, non siamo mai riusciti comunque a beccarli questi ladri. In una sola occasione sono stati beccati dopo qualche mese a Padova, li hanno arrestati, hanno trovato risultiva nostra e di altre aziende, e in attesa di giudizio li hanno rilasciati e questi sono scappati. Sappiamo chi sono, tutto quanto il resto. Però non basta questo. Recentemente mio padre ha parcheggiato la macchina alle poste, voglio dire, quindi un posto che in teoria dovrebbe essere tranquillissimo, e gli hanno aperto la macchina e hanno portato via tutto quello che si poteva portare via. Hanno ritrovato il portafoglio, il tatuino, vicino a un campo rom a Padova, molto conosciuto, e ovviamente svuotato, mancavano gli assegni, mancava tutto. Sempre mio padre, sempre recentemente, di notte a Solesino, gli hanno aperto la macchina, gli hanno portato via tutto quello che si poteva portare via. So che tra parentesi recentemente i carabinieri hanno arrestato un trio di Sinti, credo siano, Tom, o qualcosa del genere, è sul giornale di oggi, quindi basta vedere il giornale, che hanno utilizzato le carte di credito fin dove potevano e hanno venduto quello che potevano vendere. Insomma, in buona sostanza, è un continuo furti a manetta e non vengono mai beccati. Quando vengono beccati, vengono messi ai domiciliari, e questi continuano a fare quel che vogliono. È una cosa allucinante. Senta, le posso chiedere una cosa: da dove ci chiama lei? Da dove ci chiama? Noi abbiamo la sede a Caselle di Silvazzano, a Padova. Caselle di Silvazzano. Quindi lei si sente poco protetto? Zero totale. La mia famiglia in questo momento ha una voglia di chiudere che voi non avete idea. No. Noi abbiamo perso negli ultimi 5 anni qualcosa come 150.000 euro di merce sparita e di furti vari ed eventuali che abbiamo subito. Allora, guarda, faccia così, lei, io so che i miei colleghi sono bravissimi in regia, avrà lasciato il numero, magari poi ci sentiamo che in una trasmissione magari racconta meglio la sua storia, perché sono storie che meritano di essere ascoltate. Io devo andare in pubblicità, poi torniamo e tornando partiamo proprio dalla sua telefonata, dalla sua testimonianza. Intanto grazie e in bocca al lupo, torniamo dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, poi abbiamo continuato a commentare perché poi noi qua ci arrabbiamo un pochino, no, alle Luciani, però insomma ci arrabbiamo. 049 49 06 054, abbiamo sentito questo signore che ha un'azienda a Caselle di Silvazzano, quindi in provincia di Padova, lo dico perché poi noi ci vedono in 3 regioni, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, in Trentino Alto Adige, e in questi anni sono sparite merce per un valore di 150.000 euro. Allora, partendo da questa telefonata, mi riallaccio, Luciani, anche al rapporto sulla filiera della sicurezza in città di Federsicurezza e Censis, e dice che sì, è vero che c'è stato in generale un calo dei crimini del 10,2%, però una famiglia su 3 percepisce di vivere fortemente a rischio. Quindi diciamo a livello nazionale, poi se si va sulle città metropolitane o comunque sulle città un po' più grosse, dice una famiglia su 2 si sente fortemente a rischio. E immagino questo imprenditore di Caselle, vessatissimo, che insomma ha detto: io sono arrivato al punto di essere così arrabbiato e nervoso che non so cosa potrei fare. Ma sì, ma è così. Cioè, allora abbiamo avuto, e l'ha detto bene l'esponente dei sindacati di polizia, cioè abbiamo avuto governi che si sono succeduti che sulla sicurezza non hanno fatto niente. Ridimensionamento del personale, ridimensionamento delle risorse, non hanno dato l'opportunità ai comuni di poter avere maggiore potere, e quindi anche il sindaco, che è voglio dire, responsabile della sicurezza oltre che della salute dei cittadini, ha avuto poco o niente di potere. La polizia locale, ad esempio, non è ancora equiparata come lo può essere un qualsiasi altro organo di polizia giudiziaria, per cui per alcune situazioni, faccio un esempio, la polizia locale che ferma un veicolo e vuole controllare una targa deve
deve, grazie alla concessione della Polizia di Stato, chiamare la Polizia di Stato e chiedere: mi fate una gentilezza su questa persona, mi fate la verifica come è messo, ha precedenti, non ha precedenti, cioè questo è un qualcosa che non va bene, cioè bisognerebbe anche alla polizia locale, visto che è la polizia di prossimità nelle città, dargli qualche potere in più. Abbiamo avuto sindaci a Padova che sono arrivati a togliere via l'arma, ve lo ricordate, Zanonato, Rossi, hanno tolto l'arma di ordinanza alla polizia locale, dovevano lasciarla in ufficio. Cioè abbiamo una situazione di gestione demagogica della sicurezza, cioè non si fa nulla perché tanto il mondo è bello, viva la pace, eccetera. Invece bisogna prendere atto che la situazione è questa, non è una situazione di sensazione che le cose non vanno bene. Oggi c'è una insicurezza perché è così. Oggi se giri con un telefonino in certe zone della città in mano, è molto probabile che te lo portino via dalla mano, che te lo rubano, è molto probabile che ti mettano le mani sulle tasche. Questo non accadeva fino a 10, 15, 20 anni fa. Vogliamo prendere atto che c'è una situazione diversa? Quando oggi ci viene detto ma questi delinquenti poverini sono in una situazione economica disagiata, bene, ma sulle condizioni disagiate cosa si è fatto? Si è fatto qualcosa? Perché anche oggi a Padova ci stanno illustrando il fatto che stanno mettendo 950 nuove telecamere, alle quali però invece che metterne 950 si poteva metterne 100, ma di ultima generazione, che consentono di individuare già il reato in corso e quindi intervenire immediatamente. Come dicevi giustamente, però forse ci vuole qualcuno che li guardi queste certo, ma siccome sono tante le telecamere, non possiamo avere una persona per ognuna, oggi esistono anche gli strumenti tecnologici che ti enfatizzano la telecamera nella quale si sta commettendo un reato, perché sono intelligenti, riescono ad andare oltre, e invece diamo fumo negli occhi ai cittadini, che mettiamo una marea di telecamere. Allora, io devo prendere la telefonata, Luciani, intanto do il benvenuto ad Alessandro. Pensavo che il PD oggi mi avesse abbandonata, Bisato, e invece no, Alessandro Bisato, segretario qui nel Veneto del Partito Democratico. Segretario, benvenuto e grazie. Allora, prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gianfranco da Padova. Io volevo telefonare per quello che ha appena detto Luciani. Sì. Io avevo un'azienda con 35 dipendenti, operavo nella sicurezza, adesso sono in pensione, e facevo impianti ad alta sicurezza in tutta Italia. E volevo dire giustamente quello che ha detto sulle telecamere. Quelle che stanno montando non servono un tubo, non hanno una funzione veramente tecnica, in quanto se non c'è il personale addetto alla verifica di ogni singola immagine non servono a nulla, mentre quei sistemi ad alta tecnologia che prevedono esattamente, cioè riescono a capire quando uno sta per fare un movimento, un atteggiamento, un qualcosa di diverso che crea l'allarme, e questo automaticamente la telecamera si attiva in un monitor specifico creando un allarme, e quindi la persona, quindi molto meno persone a disposizione che controllino il sistema, viene immediatamente focalizzata, e quindi con tutte quante le solite possibilità. Poi la telecamera si può aggirare in 1000 maniere, attenzione, non è che sia una cosa altamente sofisticata che non si riesce ad aggirare, perché con movimenti, con tutta una serie di protezione, un cappellino col frontale lungo tenendo la testa abbassata, nessuno riesce a individuare la persona, però si riesce a individuare il movimento che sta per fare, cioè quindi sta capendo che questa persona è in un atteggiamento di aggressione o di tentativo di Gianfranco dice la telecamera predittiva, cioè in grado di prevedere il movimento altrui. Allora, signor Gianfranco, io la ringrazio per questo suo punto di vista. Allora, questa videosorveglianza che viene molto contestata, allora, pesamento, per voi è utile o non è utile? Cioè, certo. Vi serve o non vi serve? È utilissimo, perché chiaramente non si può pretendere che ci sia una volante dinanzi il cancello di ogni singola abitazione o singola attività. È altrettanto evidente che, anche entrando nel merito degli aspetti tecnici di queste telecamere, maggiormente sono all'avanguardia e maggiormente favoriscono poi l'attività
di investigazione che deve fare la Polizia di Stato o l'Arma dei Carabinieri, questo è indubbio. Cioè vorrebbe delle telecamere alla Lombroso, non sì, so in grado. Sì, poi collegandomi un attimino perché i telespettatori sono molto attenti e prima quel telespettatore che indicava, ecco, lì bisognerebbe aprire così una parentesi su quello che è l'aspetto della giustizia in Italia, perché la frustrazione che a volte hanno questi nostri concittadini è la stessa che hanno i poliziotti quando nell'arco di una settimana fermano, arrestano gli stessi soggetti e poi nei processi per direttissima, per le pene oramai credo inferiori, anzi senza credo, inferiori ai 3 anni, in galera non ci va più nessuno. E parliamo di pusher, parliamo di spacciatori, parliamo di tutta quella criminalità che è poi oggetto di discussione nelle trasmissioni, ma tra la gente, dei reati più fastidiosi, perché se da un lato è vero che diminuiscono i reati, quelli classici predatori, è anche altrettanto vero che non è bello arrivare in un parcheggio, essere rapinati e poi, dopo che poi andare a processo e vedere questa persona che non sconta nemmeno un giorno di pena. Per cui al nuovo governo chiediamo ciò che non è stato fatto almeno negli ultimi 10 anni. Il principio di certezza della pena deve essere un principio che anche in Italia deve finalmente avere un inizio, perché altrimenti saremo qui a discutere probabilmente anche nei prossimi 10 anni delle stesse situazioni e delle stesse cose. Allora, io devo prendere la telefonata e poi sentiamo Bisato. Posso farle una cosa velocissima? È vero che quando voi li arrestate hanno già il bigliettino da visita dell'avvocato in tasca, ve lo danno e dicono questo è il mio avvocato, spesso? Probabilmente sì. Ragazzi, delle volte mi raccontano, questo non mi raccontano, volevo chiederle. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno. Daniela, mi lasci fare il discorso e non intervenga, altrimenti mi dimentico tutto quello che devo dire. Mi fa piacere. Mi azzittisco. Allora, a me viene da ridere veramente, perché con telecamere, corse con la polizia, carabinieri, guardia del vicinato, arrestati quando li prendono, vedi quello che hanno arrestato con la droga, soldi, cellulare, hanno dovuto restituire soldi e cellulare. Poi danno il foglio di via, che tanti ne hanno 4 o 5 in tasca, con l'obbligo di allontanarsi dalla città, dal paese. Ma chi è che controlla dove sono andati? Dove sono questi qua? Inutile che dicono di allontanarsi dal paese, dalla città. E dopo quando... Voglio dire una cosa, bisogna, quando che li prendono, racchiuderli in galera e dopo, quando hanno fatto un charter pieno, portarli fuori dall'Italia, altrimenti è come un gatto che si morde la coda, non è più finita. È inutile che spendiamo soldi, perché sono soldi nostri. Per correre dietro a questi non dico neanche i nomi, perché non mi viene da quanto arrabbiata sono. Lei è arrabbiata, Giusy, ma lei non si può, ma andiamo avanti così, li prendono, dopo li lasciano, ritornano a prendere, poi li lasciano, ma dove siamo arrivati? Ma che paese è questo? Giusy, io la sento molto arrabbiata, però si rilassi, è un po' lunedì e la settimana è lunga e adesso cercherò di farle dare una risposta. Allora Giusy, io l'ho lasciata parlare, insomma, si è espressa bene. Allora, Alessandro Bisato, la signora Giusy dice ma mi viene da ridere perché telecamera, vengono presi, ce l'ha appena detto, Pesavento, poi in un secondo con questi tornelli entrano ed escono dalla porta, però poi c'è anche il problema che Giusy sottolinea, ma hanno il foglio di via, però non è che sono tutti criminali extracomunitari, se no si svuoterebbero interi paesi, intere aree dell'Italia tutta. C'è questo problema del controllo del territorio che ne pare nessun governo sia riuscito ad avere questa bacchetta magica. Bisato? Questo argomento, come altri argomenti, possono diventare solo un grande effetto rimbalzo elettorale, ma poi chi invece vuole affrontarlo di buzzo buono dalla sera alla mattina sa che le appartenenze non sempre spiegano il problema. Cioè, al consigliere Luciani, che ho sentito arrivando,
Non è che 2 anni e mezzo fa la città, quando governava un altro sindaco, fosse il Bengodi e adesso è diventata il ricettacolo di tutta l'umanità, come dire, che non si comporta bene sulla faccia della terra. È che è un problema complesso e che ha risposte quindi complesse e non semplici e semplificate, come vorremmo noi che facciamo politica dare a chi è dall'altra parte della telecamera. Perché anch'io, se volessi, potrei fare una battuta sul decreto sicurezza che sta per essere approvato in Parlamento. E sapete che ci sono tutta una serie di sindaci e di amministratori che sono seriamente preoccupati di cosa avverrà per quel frangente che riguarda i migranti accolti. Perché ridurre dalla sera alla mattina chi non è più in tutela significa mettere in strada centinaia di migliaia di persone che a quel punto sono clandestini e che non siamo in grado di rimpatriare, perché in campagna elettorale abbiamo detto che bisognava rimpatriarne 500.000 nel giro di qualche giorno, qualche mese. Mi pare che la cosa non fosse così, è impossibile, in termini economici, in termini logistici, in termini di apporto di personale delle forze dell'ordine che dovrebbero occuparsene. Allora, su questo tema, come su tanti altri, se uscissimo dalla demagogia e ci mettessimo tutti a schiena bassa a trovare una soluzione assieme, forse la si troverebbe. Le città, è vero, hanno qualche problema. Le telecamere servono, ma sappiamo che sono, come dire, a titolo preventivo, quasi mai individuano, che siano anche quelle della prossima generazione, individueranno il fatto nel momento concreto in cui avviene. A me hanno detto che i portali di accesso alle città sono significativi per le forze dell'ordine, perché tipizzano gli arrivi delle auto, si vede quelle che vanno in qualche misura controllate, ma certo non sono il fine ultimo per dare sicurezza alle città. Bisogna implementare le forze dell'ordine, sì, adesso vedremo se il decreto sicurezza avrà messo in campo più personale o se sarà solo un fuoco di paglia. Quindi io chiedo che gli amministratori, in particolare quelli locali, e con qua non sto esprimendo giudizi, cerchino ognuno di fare il proprio pezzo di responsabilità a qualsiasi livello siano impegnati. Le sacche di sofferenza anche in città di Padova ci sono, bisogna affrontarle con concretezza, però avete visto che anche una delle ultime ondate si è capito che ce n'era uno che faceva, come dire, il seriale, qualcun altro che non si capiva bene per cosa stesse producendo, come dire, spaccate di varia umanità. La varia umanità va presa un pezzettino alla volta senza generalizzare. Senza generalizzare, io prendo la telefonata 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno a loro. Buongiorno, come si sta Udine di lunedì? Bene? Benissimo, ho sentito il sole adesso, si sta molto bene. Ci dica. A me scappano le Madonne, che sono le suocere qui in Friuli. Sì, va bene. Le Madonne, quando sento, già molto noti alle forze dell'ordine. Ma come? Ma è una cosa che vi denigra, forze dell'ordine, vi annienta, non so, vi nichilizza. No, ma non lo so, come si fa a dire? Già molto noti alle forze dell'ordine. E poi mi viene da ridere, vabbè. E poi un'altra cosa, perché nelle nuove elezioni non vi mettete in lista e andate al governo a fare le leggi che servono per il popolo, non per voi o per chi, per il popolo, perché è il popolo che viene tartassato con le rapine, con gli omicidi, omicidi, femminicidi e via andare. Ma vi mettete in lista oppure vi pissiate addosso ogni giorno con queste cose che non avete le divise, non avete le macchine, non avete la benzina? Pissiatevi dentro nel serbatoio almeno, mandi. Allora, vabbè, ho capito, a Franco da Udine oggi di lunedì sono scappate le suocere, mamma mia, no? Questo è, e faccio rispondere a pesamento perché dice già molto noti alle forze dell'ordine, mi riattacco a questa telefonata, vi scoccia anche a voi sono molti noti. Anche questa telefonata ha degli spunti
interessanti e importanti. Il primo spunto è quello che ci chiede perché non vi candidate. Noi ci stiamo candidando, tanto è vero che abbiamo il nostro ex segretario generale del SAP, Gianni Tonelli, che è in Parlamento. Ma evidentemente questo non basta, nella misura in cui i provvedimenti che possono prendere anche oggi, che parliamo in questa trasmissione, non possono da subito essere sufficienti, a mio avviso, dinanzi a un'inerzia che parte, credo, almeno nelle ultime 10 finanziarie, ci sono stati tagli lineari al Ministero dell'Interno. Non parlo di colori politici, perché poi si sono succeduti governi di destra e di sinistra, però diciamo la verità, il governo Renzi e comunque le ultime legislature dei governi tecnici hanno portato ad una situazione di turnover non più sopportabile, tanto è vero che adesso è stata riportata al 100%. Padova a breve vedrà una riassegnazione di agenti con un più 44 rispetto al precedente organico della provincia. È un primo passettino, è chiaro che non va a risolvere i problemi, però è un primo passettino. E il sistema giudiziario va riformato, certo che va riformato, perché mi ricollego anche a un passaggio che ha fatto prima. Esatto. Il problema è che oggi anche i poliziotti vivono una sorta di frustrazione, perché 200.000 immigrati, stranieri, clandestini, chiamiamoli richiedenti asilo politico, mi sembra che la prefettura di Padova abbia detto l'anno scorso che meno del 5% potevano essere insigniti di tale titolo. Alla fine di un percorso di diritto che stabilisce se sono... Esattamente. È là la differenza. Allora meno di 200.000 ingressi, chiamiamoli come vogliamo, per 10 anni hanno portato a circa 2 milioni di soggetti, non tutti saranno delinquenti, ma non mettiamoci, voglio dire, i salami davanti agli occhi nel dire che la maggior parte dei reati comunque commessi nelle città, nelle grandi città, nelle periferie, sono di persone che certamente hanno poco a che fare con il territorio nazionale. Ok, allora questa è una bomba che mi lancia Pesavento andando in pubblicità, però chiariamo, ha detto Tonelli, non Toninelli, perché dopo magari a casa pensano che dal SAP è arrivato Toninelli al governo, no, vero? Tonelli. Più o meno sono là. Allora, 049 4906 054, torniamo dopo la pubblicità. A dopo. 5. Hola. Ecco, noi abbiamo come potete sentire, noi siamo tornati in diretta e continuiamo il nostro dibattito. 049 4906 054. E abbiamo tirato le suocere, come ha detto il signor Gianfranco, il signor Franco da io prendo la telefonata perché loro ci chiamano e noi abbiamo un gran rispetto per i nostri telespettatori. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono la Sandra di Padova. Prego. Ecco, avete già detto abbastanza quello che dipende e sono d'accordo o non d'accordo, però io dico una cosa, non è questione di destra o di sinistra. Io dico solo che io abito in centro, abito davanti al parcheggio dell'Ascom, dove c'è stato gli studenti 10 giorni fa, dove c'è stato un accoltellamento. Io esco di casa perché sono una che mi piace camminare, non sono più giovanissima, però fra Catoni, Zingari, quello fuori dal supermercato che mi ha corso dietro una sera per domandarmi l'euro. Cioè, allora non venitemi a dire... Questo sindaco invece di stare lì, scusi, passo anche davanti all'arena, allora la polizia c'è e non c'è, tanto non gli possono fare niente perché è inutile dire, mi hanno fregato la bicicletta, lasciamo perdere. Allora cosa venite a dire? Ma queste persone bisogna integrarle. Allora, quelli che hanno diritto, lo sappiamo tutti, hanno diritto, sono i profughi che vengono dalla guerra, però mi sembra che la maggioranza... Io ho gli spacciatori tutte le sere, io e tutta la piazza dei Gasperi, tutte le sere in bicicletta dalle 8 come fa buio fino alle 5 di mattina. Chiamiamo la polizia, fa il giretto in macchina, loro si chiamano e scappano. Dunque, allora,
Questa gente qua, addirittura mi pare che uno abiti anche di fianco alla villa dove c'è la palma, che è di un avvocato che ha affittato gli scantinati lì, notizia sui giornali con gli studenti e dopo basta, silenzio. Io vorrei sapere chi è questo signore avvocato che ha affittato a tutta sta gente i scantinati. Vorrei proprio saperlo come cittadina e penso, non io, sa, perché io faccio parte anche del quartiere. E dunque ne abbiamo quindi lei è bene. Signora Sandra è molto preoccupata perché si sente una cittadina che fa una corsa d'ostacoli nell'uscita e nel rientrare nella sua abitazione e incontrando vari soggetti e si pone delle domande. Allora signora Sandra, porti pazienza, io devo dare una risposta. 049 49 06 054. Allora, io ho i dati del Viminale, dice i reati commessi dai stranieri sono un più 4,7% e che gestiscono soprattutto il racket della droga, della prostituzione e quindi insomma si sono specializzati e vanno in questa direzione. È anche vero però che la droga, bisogna anche essere sinceri, non è che la vendono agli italiani, vendono purtroppo agli studenti, ai ragazzini, abbiamo ecco, c'è tutto questo fenomeno, quindi è anche colpa nostra, culturalmente degli italiani. Allora, diceva Bisato, attenzione a fare tutti questi slogan perché poi nel fatto concreto ci vogliono i soldi e davvero i fatti e le azioni. Luciani. Sì, ma è giusto, cioè, è giusto richiamare giustamente a ciò che si promette nelle campagne elettorali. Solo che bisogna avere le idee chiare. Quello che dice prima Bisato, ma non è che c'è differenza, eccetera. La signora ci ha appena fatto una testimonianza e ha indicato immediatamente il sindaco. A Padova stiamo vivendo una realtà surreale. Cioè abbiamo un sindaco che ha la delega alla sicurezza, che ha in campagna elettorale detto quanto era importante la sicurezza, che addirittura così importante che lui l'avrebbe fatta sua come delega, e oggi cosa ci dicono? Ci dicono che la sicurezza, lui non è assolutamente responsabile della sicurezza, che la responsabilità della sicurezza è della Polizia di Stato, del Questore e della Prefettura e lui se ne lava le mani. Allora, quando parliamo di slogan, vedi Bisato, in questo caso è il sindaco del PD che ha fatto slogan, cioè ha detto sicurezza, mi assumo io la responsabilità, state tranquilli, me ne occupo io, ci penso io. Poi a distanza di un anno, ok, prendendo in giro poi gli elettori, dice no, non sono io responsabile di sicurezza, allora è il Questore, è la Prefettura. Allora, in realtà la delinquenza si muove molto bene sulle debolezze del sistema, sanno benissimo come muoversi. Quando si accorgono che c'è un sindaco che non si interessa della sicurezza, non ha le competenze, liberalizza l'accattonaggio, cioè dicendo ma molesto, non molesto, poverini, è così. Il molesto, dalla valutazione se è molesto o meno non si capisce bene a quale organo, perché chi stabilisce che è molesto o no? Per una persona anziana, anche solo una persona che si avvicina sconosciuta può essere intesa come una molestia, quindi non crea le condizioni per dire a Padova il delinquente non godrà di bella vita e sarà comunque ostacolato in tutte le maniere. Allora, se verbalmente, anche solo dal punto di vista comunicativo, tu alzi la guardia e dici attenzione perché a Padova controlliamo, verifichiamo, quello che esattamente facevamo noi con la nostra amministrazione. Perché bisogna stabilire... I fenomeni non si risolvono, siamo sicuri, ma si limitano tantissimo, tanto che i famosi dati del Sole 24 Ore che ricordavi prima, se andate a vedere nel biennio dell'amministrazione della Lega, quindi con sindaco Massimo Bitonci, ok, c'era stato un calo oggettivo non solo dei reati che prima ricordiamo la gente non denuncia, ma anche della sensazione di sicurezza. Allora, in Piazza Duomo, come abbiamo visto oggi, cosa succede? Che è diventata una piazza di spaccio. Era così con la nostra amministrazione? Non era così. Però Luciani, sono i ragazzi della Padova bene. Sono i ragazzi della Padova bene. Però allora, sì, ma infatti anche su questo, perdonami, io ho lanciato un progetto in cui ho chiesto anche all'amministrazione di essere partecipe di prevenzione all'utilizzo delle droghe. Okay. C'è stato risposto che non serve la prevenzione, che non serve mandare i cani dell'unità cinofila nelle scuole a verificare se entra la droga, che non servono queste cose, perché i giovani evidentemente da soli devono capire che c'è la droga. Addirittura si vocifera che vogliono dare la gestione della prevenzione al centro sociale Pedro. Adesso scusatemi, però mi pare che siamo arrivati all'imbarazzo. Allora, facciamo un po' di chiarezza, perché poi facciamo anche molta confusione noi cittadini quando dobbiamo anche votare, siamo sinceri, su quali siano le effettive competenze di un sindaco, perché il sindaco può fare tante cose, però
diciamo, sulla materia della sicurezza ha molto più potere oggi. Più potere oggi, dipende. Allora, Bisato, lei è anche sindaco. Infatti, non sono in campagna elettorale perenne, come pare che qualcun altro sia qui oggi. Allora, sì, perché, vedete, cosa può fare il sindaco? Può fare i DASPO, cioè praticamente prendendo quello che già succedeva per gli stadi, qualcuno che ripetutamente fa degli atti osceni in luogo pubblico, che imbratta qualche monumento, gli dai il DASPO per 2 giorni, lo mandi via da quel posto per 1 settimana, poi il questore può ricamarci sopra perché se l'ha rifatto. In sostanza, non è per banalizzare, ma siccome è stato un atto messo in atto da gioco di parole dal ministro Minniti, che su sto tema e sul tema dell'accoglienza dei migranti tutti quanti riconoscevano essere molto fermo, ma lui, gli amministratori, se vogliono avere la schiena dritta, sanno che le cattive frequentazioni in alcuni luoghi sono la conseguenza di non aver fatto buone frequentazioni. Allora probabilmente c'è repressione, ma poi bisogna fare anche attività sociali, attività culturali, attività economiche, che non depauperino il tessuto sociale dei nostri territori, che non vengano dei quartieri che sono assolutamente dormitorio e come dire, gli edifici commerciali o per gli affitti troppo alti o perché lì si è chiuso e si è fatto un effetto domino per cui chiude uno, ne chiudono altri 3. Quindi la politica è buon senso prima di tutto e quindi è un tessuto, la città è un tessuto vitale, Allora, non venitemi a dire che 1 anno e mezzo fa, solo perché c'era un sindaco che si chiamava Vitonci a Padova non c'erano problemi di sicurezza e adesso perché ce n'è uno che si chiama Giordani ci sono i problemi di sicurezza. No, questo non lo credo e non lo credono nemmeno i cittadini. Sono aumentati, Bisato ha fatto una ragione, tu sei un bravo sindaco, ma a Padova non abbiamo né la sicurezza, né quello che dicevi tu giustamente, non si dà vita alla città è deserta, hanno chiuso tutto il centro storico con le ZTL, si sta provando un intervento sui quartieri che continuano a essere dormitori. Tu sei un bravo sindaco, ma a Padova abbiamo un sindaco che purtroppo non ha idea di cosa sia essere sindaco. Allora, io vado in pubblicità dicendo che Alessandro Bisato è un bravo sindaco detto da lei Luciani. Se non altro per il fatto di venire a prendere questa sequela di carne. Ecco, infatti, però bravo ragazzo. No, bravo, basta che non faccia che non diventi massa bocca. Ragazzi, ormai non siamo più. 049 49 06 054, torniamo dopo la pubblicità e qua c'è il Serafico Pesamento mobile. Mirla. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054 se volete dire la vostra opinione. Caro Mirko Pesavento, lei segretario del SAP, poi noi quando siamo in difficoltà chiamiamo la polizia o chiamiamo le forze dell'ordine e ci aspettiamo che voi arriviate, poi soprattutto anche con carico e con tutto l'orgoglio anche che rappresenta il vostro corpo, però dall'altra parte alle volte mi viene a pensare ma chi ve lo fa fare per 1000 e qualcosa euro al mese, mettere a repentaglio la vostra vita con tutte le difficoltà, perché sappiamo bene anche la difficoltà di intervento, perché avete paura poi anche voi come i medici ormai e la denuncia e sono stati picchiati, maltrattati. Beh, guardi, posso chiedere questo? Sì, certo, per me è una cosa che noi pensiamo spesso. La risposta è molto semplice, comunque sia l'intervento da fare lo si fa, perché il mestiere del poliziotto è prima di tutto una missione vera e propria, non si guardano gli straordinari piuttosto che lo stipendio e io conosco poliziotti che in maniera orgogliosa svolgono la loro attività in silenzio, senza le telecamere, tutti i giorni a favore dei cittadini. Però io vorrei delle risposte da parte di chi ha una responsabilità anche cittadina dinanzi a certe questioni. Io non entro nel merito della delega che ha il sindaco Giordani rispetto alla sicurezza, però una cosa che mi ha ampiamente infastidito, ad esempio, è stata quella di mettere a disposizione una sala del comune
per una conferenza stampa di soggetti che andranno a processo e che hanno ferito dei poliziotti. È stato spiegato che tecnicamente lo si doveva fare, eccetera, eccetera. A me queste cose non interessano. Io misuro la mia gratitudine nei confronti degli amministratori locali anche su queste piccole cose, come ad esempio non stiamo lesinando delle critiche all'autorità DPS, al questore Fassari, perché a nostro avviso a circa un anno dal suo insediamento la questura di Padova vive un momento un po' particolare. Perché? Perché avere una visione come ce l'ha il questore di Padova in questo momento, dove c'è perfino una razionalizzazione degli straordinari, va a incidere, secondo noi, negativamente su quello che è, uno, l'aspetto operativo degli uffici, due, anche sull'aspetto, voglio dire, del morale dei colleghi, perché chiaramente avere dei funzionari che ti attenzionano nella misura in cui magari ci si ferma un'ora in più, perché? Perché devono essere stati eseguiti degli atti o perché necessitano un prolungamento del servizio, questo ci dà molto fastidio a livello sindacale. È chiaro, non sto accusando nessuno, perché è una prerogativa del questore quella di organizzare i servizi, distribuire gli incarichi, le mansioni e quant'altro. Però io dico, in un momento particolare come quello che era stato ad esempio quello delle spaccate, aver fruito della polizia di prossimità quando era assolutamente necessario da subito mettere poliziotti in borghesi in centro dalle 10 di sera alle 5 di mattina, non era male, non era assolutamente non era male, non è male. Prende anche questa telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire per un semplice fatto, cioè io sono stato, quando è arrivato Renzi qua a Conegliano, no? Allora è arrivato con Freccia Rossa, ci sono stati dei carabinieri e polizia 4 ore là fermi ad aspettarlo e tutte queste cose qua. Io quando vado al lavoro vado con la mia macchina, non su una scorta. Seconda cosa, quando vanno agli stadi, la polizia, tutti quelli che ti stanno dietro, non possono andare a guardare i quartieri o le città o quant'altro, e quelli che si arrangiano le società di calcio. Perfetto. Io è una cosa che dico sempre. Poi dico un'altra cosa, il fatto che negli Emirati Arabi ci sono le pene, se uno ruba gli tagliano la mano, ne ruba ancora, ne tagliano un'altra, con le mani fa bene di andare a rubare. Pertanto è inutile che li prendiamo, poi li facciamo fare il giro della caserma e poi... del taglione, no, non possiamo applicarla. Allora, io la ringrazio per il suo punto di vista, perché poi è una cosa sulla quale ci siamo soffermati molte volte, il problema anche della polizia, dei carabinieri, sono delle forze dell'ordine che devono andare negli stadi italiani a tutelare, che se le pagassero le società calcistiche, perché sono turni, straturni. È la nostra proposta, la proposta della Lega, per nome appunto a capo di Matteo Salvini, ha detto proprio questo, che se li pagano, che oggi si comprano Ronaldo, si comprano i costi della sicurezza, in questi casi proprio del calcio, saranno a carico delle società sportive. Si possono trovare delle, invece di chiamare la polizia che deve fare il suo lavoro, che per si iniziare basterebbe una compartecipazione alla spesa. Meno, insomma, esatto, ma sicuramente. Allora, Bisato, senta, siamo quasi in conclusione di trasmissione. Allora, parla degli Emirati Arabi e vi devo anche dire che nella statistica delle città più sicure del mondo siamo ad Abu Dhabi, dove queste sono proprio le statistiche, no? La città più sicura del mondo. Allora, è chiaro che la legge di Salvini non possa essere applicata, però tutto quello che abbiamo detto può funzionare se ci fosse una certezza della pena, e questa è una cosa borbonica. Bisato. Siamo d'accordo, io sono d'accordo, non ho nulla da recepire a riguardo. Ricordo poi che comunque in uno Stato di diritto non paragoniamoci ad alcune realtà che sono in giro per il mondo, perché magari questo è la faccia buona della medaglia, c'è anche l'altra faccia della medaglia. Le donne come sono trattate, ne hanno salvata una dalla pena di morte l'altro giorno. Attenzione, nel senso, cerchiamo di guardare, di avere degli esempi che sono sul fronte più avanzato dei sistemi democratici, pur con tutte le difficoltà che viviamo in questo periodo.
Allora, queste sono le nostre osservazioni. Non è un argomento facile, non è un argomento che trova una soluzione immediata, però secondo me anche il fatto, come abbiamo sentito dalle telefonate, di denunciare, di raccontare quello che succede non va mai di moda, vero Pesamento? Andate in questura a denunciare, certo, sempre. Anche se vi portano via il rastrello, la zappetta... Sì, no, perché poi vi dicono che... No, vabbè, dai, adesso non è che ricominciamo. A lei non è così, non è così. Allora, denunciate, chiamate le forze del pavete, per Pesamento viene, vi dà sicurezza, sicurezza. E ringrazio Alain Luciani, consigliere comunale della Lega nel Comune di Padova. Grazie a Mirko Pesamento, segretario del SAP, Sindacato Autonomo Polizia di Padova, per essere stato con noi, e davvero grazie ad Alessandro Bisato, segretario del Veneto del Partito Democratico. Noi torniamo domani, grazie a tutti i telespettatori, arrivederci.